Sentite questo rumore? È il rumore della partenza. Siamo in corso controtempo. È una e alle 5:45 ci chiudono la funivia, perché mi saremmo via 5:45, 6, insomma, ci chiudono la ferrovia, quindi abbiamo pochissime ore per riuscire ad arrivare a Vergeletto. Siamo a Milano, imbottigliate nel traffico. Ho superato la Lugano, ma lo so per un incidente di traffico, quindi non arriveremo mai in tempo, quindi dormiremo in macchina, nel freddo e nel gelo. Sarà un'avventura. Siamo ancora fermi allo stesso punto di prima e sono passati già 20 minuti. Gianluca, di linea, della Capanna. O riescono a trovare qualcuno che gentilmente ci aziona più tardi la funivia, ma non si sa se è possibile. Oppure c'è un loro amico che ci può ospitare in un ostello. Oppure dormiamo in macchina. La prima sarebbe la perfetta, però mi secca disturbare. La seconda non so quanto ci venga a costare. E la terza sarebbe quella un po' più wild. Sarà sempre comunque un'avventura, no? Zio Billy, qua sono tutti incazzati neri. Le mucche! Sono appena uscite! Mi sto annoiando, mi sto annoiando, mi sto annoiando, mi sto annoiando. Si stanno annoiando, si stanno annoiando. Beh no, cavolo. Si stanno annoiando. E siamo imbottigliate dalle 4:30 e adesso sono le 6:49, quasi le 7. Ecco cosa succede quando due persone si annoiano. Sei pronta? Sono pronta. 3, 2, 1. Mi scappa la pipi, pipi, pipi. Mi scappa la pipi, pipi. Siamo arrivate, abbiamo sbarcato e adesso andiamo in funivia. Di notte, cago sotto. Wow, il torrente con la luce della luna. Non puntarmelo in faccia, però ti prego. Il bagaglio. I bagagli. Non vediamo un cavolo fuori se non le stelle, infatti adesso spegniamo. E madonna, mi cago sotto tantissimo, voi non sapete neanche quanto. E non vedremo niente perché c'è il riflesso tutto. Vabbè, ci vediamo su in Capanna, forse. Se arriviamo. Sì che arriviamo, dai. La gestora. La gestora. Mia sorellina. Da tantissimo che non ci vediamo, da agosto. Manca, bellissima. Bellissimissima. Siamo arrivate in Capanna. Gianluca ci prepara la super polenta. Alle 10 di sera. Che freddo. Ma che figo, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, siamo stati insieme. Sentite il vento, è pazzesco. Mamma mia. Che roba.
Aiuto. Vuoi far vedere chi c'è qui sotto? Aspetta, attenzione. Chi è che dorme con noi? Mumu dorme con noi. Modalità lavoro on. Aria frizzantina qui oggi. Sotto zero, Cos'è? ghiaccio, Dov'era? fuori. Dove sta la piena? Si lavora presto in Cappana Salei. Si parte con le colazioni di chi dorme qui e poi si può fare colazione. Qua basta formaggio però. Tutto? No, tutto deve essere bello pieno carico. Come baby, come we show you the world today, today. Come baby, come we go for your nightmares today. Come baby, come we love you forever today. Come baby, come we not let you go. My soul is in Africa with you, boy. Come, baby, come, we show you the world today, today. Come, baby, come, we go for your nightmares today. Come, baby, come, we love you forever today. Come, baby, come, we not let you go. Oh, oggi niente. Pausa, adesso andiamo su Pizzo Zucchero, che è quella montagna, no, di là, dall'altra parte, che è quella montagna lì, là in cima. E vedremo il lago di Locarno che è tutto per di là. Sarà una ficata! Blackburn, I've so long without you, boy. Today now, I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of actions, walking on the sky of my dreams. Come, baby, come, we show you the world today, today. Come, baby, come, we go for your nightmares today. Come, baby, come. Qua siamo in cima al Pizzo Zucchero. Quello là è il lago di Locarno. Qui sono tutte le Alpi. Alpi. E quella là è la capanna Salei. Ed è fighissimo qua. Ricominciano le danze. Dimmi quando però parti. Vai, è già partito. Dimmi quando però parti. L'occhio di Saulo. No, l'occhio della capannara. Cos'è che è? Se mai che esce a attaccare il cazzo d'occhio, E così si conclude la giornata di oggi. Ciao Elisio. Ciao. È l'alba di un nuovo giorno. Vieni. Ciao Nio. C'è anche Nio. Ciao. È l'alba. Guarda che bello. Nio fa caccia.
colazione è quasi finita. Si fanno i conti. La colazione ne hai per l'ultimo giorno di quest'anno in Capanna Salei. Guardate che spettacolo! Ed è giunto il momento del ritorno a casa, ma sempre con dispiacere perché qua è sempre bello stare. Ciao Capanna Alpe Salei!